Ed eccoci di nuovo amici sportivi dal Palasport Giampiero Murrazzo di Ozieri. Tra poco l'annuncio dei 28 pugili che si alterneranno sul ring in questo quinto Memorial Torre dei Tori organizzato dalla Box Ozieri Torre dei Tori, quinta edizione di questa fortunata manifestazione primaverile nel capoluogo del Logudoro. Tra poco ci sarà l'annuncio dei pubblici all'angolo rosso e all'angolo blu e poi saremo pronti per raccontarvi tutte le emozioni di questi 14 match. Nel frattempo vengono annunciati dallo speaker per il pubblico presente le società. Lo abbiamo fatto nel corso del precedente collegamento di prologo mentre si svolgevano alcuni incontri di esibizione che hanno visto protagonisti alcuni atleti giovani e meno giovani della Box Ozieri Torre dei Tori. Intanto le immagini di Chico Piu ci portano un po' sul pubblico, ancora stanno guadagnando posto gli spettatori qui al Palamurrazzo nelle due tribune di questo impianto polivalente che solitamente ospita, e ne vediamo un'ampia testimonianza negli striscioni, le due squadre di basket cittadini. Alla nostra sinistra è la tribuna della Demones Basket di Ozieri con i colori giallo-rossi, Demones che quest'anno ha disputato il campionato di Serie C. Dall'altra, certo, i seggiolini sono sempre giallo-rossi, ma campeggia il bianco e l'azzurro della 80 Basket di Ozieri, More Than a Team e We Are Family, i due slogan. E poi adesso siamo tornati di nuovo sulla tribuna alla nostra sinistra, quella dove campeggiano gli striscioni dei Demones. Adesso siamo già a bordo ring, sono stati annunciati anche il commissario di ring e il medico che si occuperà di questa serata. Tra poco l'annuncio degli atleti e anche ovviamente degli arbitri, poi inizierà questa manifestazione. Vi lasciamo ancora un attimo con le immagini e poi torneremo per l'inizio di questo quinto Memorial Torre dei Tori.
lavoro svolto in questa organizzazione passa attraverso le competenze a tutte questi personaggi che offrono questa sera una sala di spettacolo positivo, quindi sono lì parte dello sport già che allora, innanzitutto adesso possiamo dire come volevo stare e iniziamo a sentire il presidente di una società organizzatrice si trova da lavoro e insomma con parole o dei saluti mi propone ad assumere il tono di questa manifestazione pugilistica. Bene, abbiamo sentito l'insegnante regionale del territorio, spero di voglia di dare la parola anche a chi ha dato la prossima collaborazione, l'insegnante di comunitario della stessa Borsa di Gruppo, magari sono curioso di ringraziamento per la riconosciuta manifestazione. Buonasera a tutti, sono adesso siamo pronti per la presentazione di sale sul ring, cominciamo per le ordini di possibilità, invitando a salire sul ring la delegazione dei pugili, alla box olimpica, alla box olimpica, qui alla palazzetto dello sport di Ozieri, i pugili dilettanti della regione Lazio, accompagnati dagli insegnanti, che succede? Alessandro Filippo Palletta Bello. Facciamo un applauso per il signor Spignante questa sera del lavoraggio
È tempo di presentazioni, adesso in maglia blu stanno guadagnando il ring gli atleti del Lazio, ve li diciamo anche noi. Abbiamo Samuel Rondina, Romeo Spaziani, Valerio Genovese, Damiano Aureli, Damiano Nicolai, Vittoria Milani, Simone Beldiman, Lorenzo De Santis, Adriano Iacomi, Elia De Lucia, Karim Cartoncini, Alessio Parisi, Emanuele Piemontese e Diego Parisi. Questi gli atleti in blu, gli atleti del Lazio. E adesso in rosso i pugili della Sardegna sono Francesco Dettori, Ismaele Pintadu, Angelo Chirigoni, Ciro Borra, Daniele Moccia, Sara Roggio, Enrico Usai, Michele Ara, Andrea Fae, Lorenzo Mura, Cesare Nardi, Salvatore Marginesu, Pietro Sanna e Pietro Cattaneo. In precedenza c'è stato, lo avete potuto captare dalle immagini e dall'audio ambientale, il saluto degli organizzatori. Particolarmente importante il fatto che a questa quinta edizione è legata una campagna di sensibilizzazione contro il bullismo. L'organizzazione, gli organizzatori portano una maglia con una scritta abbastanza eloquente: vada retro bullo malefico, il bullismo che non trova sicuramente casa presso le varie accademie pugilistiche della Sardegna e non solo. In queste accademie si insegna sport, si insegna lealtà, si insegnano alti valori. Tanto vengono presentati anche gli arbitri, lo faremo anche noi nel corso di questa lunga maratona pugilistica qui dal Palamurrazzo nel corso degli incontri. Tra poco inizieranno appunto gli incontri e ora sentirete live la presentazione degli atleti che noi abbiamo appena fatto a vostro beneficio. Contro Spaziani di Romeo nella 7.000 Nord Lazio, categoria under 15, Girgoni Angelo nella forza del territorio della Sardegna contro il Rusio Spaziale, Genovese Valerio 7. Categoria under 17 nella Sardegna, senza forza di lungo contro Porta Ciro contro il Rusio Nazionale della 7.000 Nord, Damiano. Categoria under 19, la Sardegna della Tipica Campania, Moccia Daniele contro il Rusio Nazionale Nicolai, Damiano della 7.000 Nord. Categoria under 17 della Sardegna, Società Sportiva Marco Sport Academy, Roggio Sana contro l'atleta della Nazionale Vittoria. Ancora la categoria under 19 della Sardegna, Bibbia Campania, Usai Enrico contro la luce nazionale della Valle Center per Simone. Ancora la categoria della Sardegna, Roma Cargiano Sara contro il superstato nazionale Santis Lorenzo, a disposizione. Categoria della Sardegna, Pozzo Territorio del Gori, Fare Andrea contro il Luce Natale del Monte Categoria under 19, la stessa Pozzo della Sardegna, Pura Lorenzo contro il Luce Natale del Monte Ciarchia, fatta da Pucciato. Ancora la categoria dalla 14 Pozzo di Stato, Nardi Cesare contro il Luce Nazionale Cartoncini a disposizione. Ancora per capire dalla città di Pozzo Sazza, per la Sardegna, Martinesu Salvatore contro il Luce Nazionale Parisi Parisi Post. Venuti in Europa, la categoria di Sanna Pietro, magari
Il minuto di raccoglimento era dedicato a Francesco De Piccoli, oro dei massimi alle Olimpiadi di Roma 60, che è deceduto ieri all'età di 89 anni a Roma. Forse avete sentito un po' di musica in sottofondo, ma in realtà viene dal campo da calcio che si trova sotto il palazzetto, dove era in corso una partita e sicuramente c'erano dei festeggiamenti, chiaramente nessuna mancanza di rispetto, ovviamente solo un qualcosa di involontario. Adesso gli ultimi momenti di incoraggiamento e siamo pronti per iniziare. Gli atleti abbandonano il ring e tra poco vedremo salire i primi due, categoria under 15, 40 kg, Francesco Dettori del Team Erittu contro Samuel Rondina della Sette Ville Nord. 3 riprese da 1 minuto e mezzo, le vedremo tra poco. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti.
E siamo pronti a iniziare. I primi due atleti sono davvero due giovanissimi, lo abbiamo visto in sede di presentazione. Si tratta di due atleti under 15, la categoria è 40 kg. Francesco Dettori all'angolo rosso, a suo angolo il maestro Tore Eritto dell'omonimo team, dall'altra parte Samuel Rondina della Sette Ville Nord, società appunto della frazione di Sette Ville, frazione di Guidonia Montecelio, cittadina tiburtina. 3 riprese da 1 minuto e mezzo, questa è la durata di questo e dei prossimi 2 incontri della categoria under 15. Ultimi preparativi e poi suonerà il gong della prima ripresa. Siamo pronti a iniziare. Via all'incontro e via al quinto Memorial Tore Dettori, manifestazione primaverile che ormai è diventata un appuntamento fisso nel calendario della nobile arte sarda, qui dal Palamurrazzo di Ozieri, con la collaborazione di tanti sponsor che vediamo nel LED alle spalle del ring, e poi anche con il contributo o il patrocinio della città di Ozieri innanzitutto, ma anche della Fondazione di Sardegna. Manifestazione molto partecipata, anche in sede di presentazione abbiamo potuto vedere come il pubblico abbia già iniziato un po' a scaldarsi, soprattutto quando lo speaker ha annunciato i nomi degli atleti locali. Ne avremo 2 sul ring, uno è un giovanissimo Angelo Chirigoni, un under 15 che vedremo nel terzo incontro opporsi a Valerio Genovese, e poi più avanti nel corso della serata il nono incontro vedrà protagonista Andrea Fae, Elite 65 kg, affronterà Adriano Iacomi. Nel frattempo finisce il primo round di questo primo incontro. Andrea Fae che abbiamo potuto vedere anche nel corso di altre edizioni di questo Memorial Tore Dettori. Fuori secondi e siamo pronti per il secondo round. Andremo più in presa diretta a raccontarvelo dopo aver fatto un po' di preamboli legati ovviamente alla manifestazione. Siamo pronti a partire. Dettori all'angolo rosso, Rondina all'angolo blu. Proprio l'atleta laziale che prova a partire con una combinazione. Dettori prova subito a chiudere alle corde l'avversario, va di conteggio la direttrice di gara, che ha visto un po' in difficoltà l'atleta della Sette Ville Nord, che comunque è in grado di riprendere dopo aver un po' incassato. Dettori è partito deciso al contrattacco, lo fa anche adesso chiudendo prima Rondina verso il
sostegno. Adesso prova a contrattaccare prima col jab e poi col tentativo di diretto destro l'atleta laziale. Dettori prima prova a schivare e poi andare al contrattacco. Grande agonismo in questo primo incontro. Adesso va all'attacco l'atleta in blu. Dettori prova a uscire col gancio sinistro e poi prova a fondare il destro andando a vuoto. Rondina va dentro invece col destro. Non si risparmiano i due pugili, cercano soprattutto di attaccare, badano poco a spese, possiamo dire in senso figurato, curandosi forse poco di difendersi, e questo ovviamente va a vantaggio dello spettacolo. Mentre suona il gong che chiude la seconda ripresa. Abbiamo ancora 1 minuto e mezzo da vivere in questo primo incontro. A seguire Ismaele Pintadu, Sesa Boxing Group Porto Torres contro Romeo Spaziani, anch'egli della Sette Ville Nord. Per quanto riguarda la Sesa Boxing Group, in sede di saluti iniziali è stata ringraziata per il grande supporto che dà a queste manifestazioni da un punto di vista logistico, fornendo il ring per svolgere le manifestazioni. Tutt'altro che un dettaglio, ovviamente. Fuori secondi e adesso inizia la terza ripresa. Ancora schermaglie, qui forse una gamba alta, stavolta il conteggio è per Dettori. Partito forte Samuel Rondina. Adesso Dettori prova a chiudere l'avversario alle corde, esce Rondina, Dettori va a vuoto con il gancio sinistro, Rondina prova ad attaccare con il diretto ma Dettori lo rimanda sulle corde. Un richiamo della direttrice di gara e qui la combinazione di Rondina che va dentro 2 volte col destro. A vuoto adesso il gancio di Rondina, prova ancora una combinazione d'attacco, Dettori prova a uscire, ha provato il montante Rondina, ha lasciato un po' la guardia scoperta e Dettori ha cercato di approfittarne. Ancora gli scambi, diversi colpi a segno da una parte e dall'altra. Suona il gong che chiude la terza ripresa con Rondina che prima del gong era andato a segno un paio di volte. Vediamo come è andata a finire. Tendiamo ancora qualche secondo per il verdetto, il tempo di prepararlo qui a bordo ring. Pronte anche le medaglie come attestato di partecipazione, le riceveranno ovviamente tutti in questa riunione di box olimpica. Prima di aver detto le premiazioni, sì. No, prima il verdetto e poi le premiazioni. Vince Samuel Rondina, pugile all'angolo blu. Prima vittoria se la giudica il Lazio. I due atleti si premiano reciprocamente e poi
si complimentano vicendevolmente, hanno dato vita a un bell'incontro agonisticamente molto valido, e adesso Rondina, scendendo dal ring, saluta il suo compagno di squadra, di società, Romeo Spaziani, che sta per essere annunciato all'angolo blu. Prima verrà annunciato all'angolo rosso Ismaele Pintado della Sesa Boxing Group di Porto Torres. Annunciati Ismaele Pintado e Romeo Spaziani, stanno per dar vita al secondo incontro. Saliamo leggermente di peso, è sempre categoria under 15 ma 42 kg. E siamo pronti a iniziare con il pugile sardo, che forse guadagna qualcosa in altezza e nelle leve lunghe rispetto al pugile laziale, che comunque parte subito all'attacco e lo fa con un tentativo di gancio destro che però l'arbitro è andato a riprendere, perché è andato sostanzialmente a colpire con il polso Spaziani. Comunque subito grande agonismo anche in questo secondo incontro. Va giù intanto Pintado, andando a vuoto, ha perso l'equilibrio il pugile della Sesa Boxing Group. Ancora l'attacco di Spaziani, viene nuovamente ripreso per lo stesso motivo di prima, ma d'altronde stiamo parlando di pugili molto giovani che chiaramente possono anche sbagliare qualcosa nei fondamentali. Parliamo di giovani atleti che si sono affacciati relativamente da poco a questa disciplina, che richiede chiaramente grande allenamento sul fronte atletico e della resistenza, per quanto gli incontri possano sembrare veri, ma richiede grande allenamento anche da un punto di vista tecnico. Mentre adesso si chiude la seconda ripresa, scusate, la prima ripresa ovviamente, con i due atleti a bordo ring che hanno speso tanto, lo si vede già nei loro volti. Mentre non so se voi in sottofondo sentite ancora un po' di musica in sottofondo che viene dall'adiacente stadio Angelo Masa. Là magari la sentite un po' bassa, ma comunque la sentite, perché oggi, poco prima di questo evento, si è giocata l'ultima partita del campionato di terza categoria con una società cittadina, la Frassati di Ozieri, che giocava un derby contro il Nughedu San Nicolò di un paese qui vicino. Tanto qui finisce a terra Spaziani ed è il caso di andare di conteggio. Diciamo proprio questa piccola notizia: la Frassati ha vinto il campionato di terza categoria, giocherà in seconda e fuori ovviamente ci sono i festeggiamenti dei tifosi di questa squadra di Ozieri, mentre qui
il Memorial Torre dei Tori ha ancora tutta una storia da raccontare in questa quinta edizione. Siamo al secondo incontro, sul ring all'angolo rosso Ismaele Pintado, all'angolo blu Romeo Spaziani per la seconda ripresa. Prova l'attacco Pintado, Spaziani lo tiene lontano e poi affonda col sinistro. Adesso ad andare giù è Pintado, c'è un gesto di stizza da parte dell'atleta della Sesa Boxing Group. Ancora Spaziani che va a segno, attende e poi contrattacca Spaziani, suona il gong, si chiude la seconda ripresa. Mentre li vediamo già prepararsi non lontani dal quadrato Angelo Chirigoni, box Ozieri Torre dei Tori, in rosso, in blu Valerio Genovese della Life Center. Loro daranno vita al terzo incontro, stessa categoria, under 15, ma stavolta si sale un po' più considerevolmente di peso perché andremo sui 52 kg, insomma l'età più o meno è la stessa, ma la mole dei due ragazzi è diversa. Li vediamo prepararsi alle spalle del ring entrambi, ma prima terzo round tra Pintado e Spaziani. Terza ed ultima ripresa, Spaziani prova a far rispettare le distanze all'avversario, ma Pintado non ne vuole sapere e parte all'attacco. Prova l'attacco Spaziani, esce Pintado che poi prova a affondare col destro, cerca anche il montante dal basso verso l'alto, atleta di Porto Torres che qui va a vuoto e Spaziani provate a approfittarne. Poi l'arbitro ha invitato Pintado a una corretta postura, aveva la testa troppo bassa, prova a affondare Spaziani, Pintado prova a reagire col montante, si scatenano entrambi, sanno che la terza ripresa è quella che poi può anche risultare decisiva per condizionare il verdetto dei giudici a bordo ring. Attacca Pintado, adesso Spaziani sembra un po' in difficoltà. Finisce la terza ripresa, anche questo è stato un bell'incontro, un degno prologo di questa manifestazione, dobbiamo dirlo. Non si sono davvero risparmiati i pugili che abbiamo visto finora. Va a recuperare i verdetti l'arbitro. Il verdetto. Incontro pari, era partito meglio Spaziani, ma Pintado ha recuperato strada facendo, finisce con un pareggio questo secondo incontro. Tra poco sul ring Angelo Chirigoni, immaginiamo che il Palamurrazzo si scalderà un po' e aumenterà i suoi decibel perché parliamo di un atleta di casa.
che affronterà Valerio Genovese. Momento di premiazioni. Pintado e Spaziani lasciano il ring e tra poco sarà incontro numero 3, anche questo sulla distanza delle 3 riprese da 1 minuto e mezzo. Ed eccolo il Palasport di Ozieri che si scalda per l'ingresso di Angelo Chirigoni. Tempo di annunci mentre Gianmario Dettori ha raggiunto il suo allievo a bordo ring per le ultime operazioni di sistemazione di caschetto e paradenti. Siamo pronti a iniziare, il signor Marco De Rosas che va a fare un ultimo controllo anche sui guantoni, lo farà anche sull'atleta all'angolo blu. Atleti convocati al centro del ring e stiamo per partire con l'incontro numero 3 di questo Memorial Tore Dettori dal Palamurrazzo di Ozieri ed inizia l'incontro nell'entusiasmo generale, chiaramente lo abbiamo detto, tanto si muove subito con grande velocità Chirigoni, controllato da Genovese che va a chiuderlo alle corde. Guardia alta per Genovese che prova a affondare col destro. Chirigoni cerca a sua volta di puntare con il gancio destro. Attenzione, c'è qualcosa da sistemare forse per quanto riguarda Chirigoni, forse al caschetto, forse da cambiare. Forse è troppo largo, almeno questa è la nostra impressione dalla nostra postazione. E dunque cronometro fermo. Tenta la combinazione Genovese, prova a mettere in difficoltà l'avversario, braccia che si muovono a tutta velocità e pugili che si cercano. Qui interviene l'arbitro, va a riprendere Genovese. Chirigoni studia lo spazio per attaccare, ma nel frattempo è Genovese che
parte col sinistro proprio sul gong che chiude la prima ripresa, un po' spezzettata da quel problema al caschetto avuto da Angelo Chirigoni. Comunque prime schermaglie di un incontro che promette bene. Inizia la seconda ripresa e Chirigoni parte subito all'attacco, va a affondare col destro, ma poi può tornare indietro perché c'è il contrattacco di Genovese, atleta della Life Center. Tanto qui la combinazione di Genovese si va a conteggio, Chirigoni un po' in difficoltà, è partito col sinistro Genovese, poi dato a segno anche 2 volte col destro. In grado di riprendere Angelo Chirigoni, Genovese prova a chiuderlo all'angolo, poi alle corde, Chirigoni esce bene. Poi prova a partire col destro, va a vuoto Chirigoni. Ripreso adesso dal signor De Rosas. Suona il gong che chiude la seconda ripresa. Poi in difficoltà l'atleta di casa, più sciolto Valerio Genovese, che ha portato l'avversario al conteggio, ma c'è ancora una terza ripresa da combattere, una terza ripresa per condizionare il verdetto di chi sta a bordo ring. Fuori secondi e ultimo minuto e mezzo. Andremo a salire con il prossimo incontro, le riprese dureranno 2 minuti, saliamo di età, under 17 categoria 50 kg, Ciro Borra della Sesa Boxing Group di Porto Torres contro Damiano Aureli della 7 Ville Nord, che abbiamo già visto all'opera con 2 atleti. Intanto adesso il problema al caschetto ce l'ha l'atleta all'angolo blu, che però sta sfilando anche i guantoni. Attenzione, perché forse questo incontro potrebbe chiudersi anzitempo, non ci sarà la terza ripresa, no, via i guantoni, via i caschetti, e quindi probabilmente ci sarà un verdetto diverso. Stavolta non verrà chiuso ai punti, ma per l'abbandono di uno dei 2 atleti, forse di Chirigoni, che ci è sembrato più in difficoltà, però onestamente non lo sappiamo. Attendiamo insieme a voi l'annuncio dello speaker per un incontro che si chiude anzitempo, quindi consegna delle medaglie. Ovvero sospensione completata
Sospensione cautelare, vince Valerio Genovese. Sospensione cautelare decisa dall'arbitro, che ha visto un po' in difficoltà l'atleta della Box Ozieri di Torre dei Tori. Verdetto che viene serenamente accettato. Altra vittoria per il Lazio, la seconda su 3 incontri, uno finito in pareggio, e tra poco sul ring Ciro Borra e Damiano Aureli, under 17, 50 kg. Aumenta anche la durata degli incontri, le riprese sempre 3, ma adesso da 2 minuti. E siamo pronti per l'incontro numero 4, categoria under 17 kg 50. Ciro Borra, Sesa Boxing Group, Porto Torres. All'angolo blu Damiano Aureli, Setteville Nord di Setteville, Guidonia Montecelio. Inizia la prima ripresa, parte subito Aureli, non corretta la postura del braccio destro, viene subito richiamato dalla signora Cossu. Adesso abbozza una reazione Borra, Aureli prova a lanciare l'avversario verso le corde.
A vuoto 2 volte Aureli. Ancora Aureli all'attacco, Borra cerca un po' di tenere a distanza il suo avversario. Ancora un po' di fase di studio in questo incontro numero 4 di 14 che vivremo qui dal Palamurrazzo. Qui va invece a segno Aureli col sinistro. Ancora Aureli che chiude all'angolo Borra che sembra un po' in difficoltà. Abbozza ora una reazione Ciro Borra, Aureli lo studia e su questa fase di studio finisce il primo round. Pochi colpi andati a segno, ma sicuramente è un incontro destinato a salire di tono nelle prossime 2 riprese che vivremo assieme qui su Directa Sport Live TV con le immagini e la regia di Chicco Piu qui dal Palamurrazzo di Ozieri. Questa è la 5ª edizione del Memorial Torre dei Tori, pioniere della box ozierese. Se oggi qui nel capoluogo del Logudoro c'è un importante movimento pugilistico, ma c'è anche tanta voglia di organizzare gli eventi, lo si deve alla figura di Torre dei Tori e di chi poi dopo di lui ha portato avanti questo progetto. Abbiamo assistito 2 mesi fa a una sorta di prologo che voleva essere anche un portare in giro la nobile arte in questo territorio. Siamo stati a Patada per una importante riunione pugilistica in un altro importante centro del Monte Acuto, in quella che è la patria del coltello sardo. È stata per un giorno anche la patria del guantone sardo, con tanti incontri di box olimpica che hanno animato una serata di inizio primavera. Nel frattempo è iniziato il secondo round con i pugili che si cercano ora con maggior decisione. Prova a fondare Aureli, qui in difficoltà Borra. E serve il conteggio perché ha avuto qualche problema di equilibrio l'atleta sardo. Tanto anche forse qualche rimostranza del coach. Qui via i guantoni, via il caschetto, con un pizzico di polemica. Non sappiamo se questo incontro va dichiarato come concluso. Non hanno gradito il conteggio all'angolo rosso. Borra è un po' inciampato, ha perso un po' l'equilibrio andando verso il suo angolo e questo l'arbitra l'ha interpretato insomma come un qualcosa meritevole del conteggio. I tecnici della Sesa Boxing non hanno gradito questa decisione e probabilmente l'incontro finisce qui perché gli arbitri a bordo ring stanno
mettendo mano alle penne e scrivendo quello che a questo punto è il verdetto. Forse serve anche un po' una consultazione generale. Adesso andremo un po' a vedere cosa succede, ma insomma adesso più andiamo avanti e più ci sembra netta l'impressione che questo incontro è finito. Nel frattempo a bordo ring sono arrivati già gli atleti del prossimo incontro. Sarà un under 19 categoria 60 kg sulla lunghezza delle 3 riprese da 3 minuti. Daniele Moccia del team KAI, abbiamo visto aggirarsi a bordo ring il suo coach Fabrizio KAI, e Damiano Nicolai della Setteville Nord. Sarà il quarto atleta di questa società a salire sul ring, il quarto e anche l'ultimo per quanto riguarda questa riunione, mentre siamo ancora in attesa di un verdetto che non ha fatto mancare la sua coda polemica. Atleti convocati a centro ring, verrà annunciato il verdetto, sicuramente favorevole a Damiano Aureli. Damiano Aureli vince questo quarto incontro, terzo successo per il Lazio, 3 successi e un pari, manca ancora il primo successo alla Sardegna. Qualche minuto e poi sarà Moccia contro Nicolai, incontro numero 5, under 19, saliamo di età, saliamo anche di peso, 60 kg, saliamo anche di durata, 3 riprese da 3 minuti. Attendiamo l'annuncio e poi torneremo per il racconto. Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori, è davvero un postaccio misero e sporco, e per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò andando avanti, non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incastri, e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. E se credi di essere... E torniamo da Ozieri, gli atleti hanno raggiunto il ring, vi ricordiamo sono Daniele Moccia del team KAI all'angolo rosso, Damiano Nicolai Setteville Nord all'angolo blu, 3 riprese da 3 minuti e l'incontro numero 5. E riconosciamo ovviamente Fabrizio KAI all'angolo rosso, organizzatore di grandi eventi nella zona di Cagliari e Quartu, insomma un'istituzione, il team KAI, che ha come atleta di punta Patrick KAI, diversi incontri internazionali alle spalle, già per un atleta comunque ancora giovanissimo.
Tanto inizia questo incontro numero 5 con Nicolai che cerca l'affondo. Ora Nicolai che prova a farsi largo con il sinistro, a occhio al contrattacco di Moccia, lascia un po' scoperta la guardia. Ancora qualche schermaglia. Adesso prova a chiudere all'angolo Nicolai. Moccia torna al centro del ring. Adesso prova un po' a dettare i tempi e a chiudere l'avversario alle corde. Lo fa discretamente bene Moccia, poi Nicolai riesce a uscire in qualche modo. Nicolai ora tenta la combinazione. Moccia esce dalle corde. Forse serve l'intervento del medico, attenzione per Nicolai. E sì, sale il medico di ring, forse un po' di sanguinamento dal naso, va a sincerarsi delle condizioni di Damiano Nicolai. Incontro momentaneamente fermo. Mentre si scaldano le ragazze, perché il prossimo incontro sarà un under 17 categoria 50 kg e vedremo sul ring Sara Roggio della Aragon Sports Academy di Porto Torres e Vittoria Milani della Life Center. Le vediamo già prepararsi in zona riscaldamento mentre riprende l'incontro. Niente di particolarmente rilevante per Nicolai che può riprendere e adesso il match sta salendo un po' di tono. Qui va a segno Moccia. Ritmi che si sono un po' alzati dopo l'interruzione, quasi a voler recuperare terreno perduto, ma bisogna fermarsi di nuovo. Sanguina ancora Nicolai e quindi serve di nuovo l'intervento del medico. Ovviamente quando diciamo guadagnare tempo, ovviamente è una chiara inesattezza, perché poi il cronometro si ferma, quindi non si guadagna e non si perde nulla. Diciamo che in questi pochi secondi in cui si è combattuto hanno voluto un po' compensare questa sosta i due pugili, alzando notevolmente i ritmi, e suona il gong, chiude la prima ripresa un po' spezzettata, come si direbbe in gergo calcistico. Atleti a rapporto, pronti per il secondo round, sperando insomma che non ci siano più queste interruzioni che tolgono qualcosa all'incontro.
E parte subito Moccia anche con troppa foga, stava per uscire dal ring. Ancora Moccia che parte all'attacco, Nicolai in controllo, la Moccia che prova a farsi largo col destro, scambio di colpi, ancora Moccia che prova ad aggredire, adesso è Nicolai che cerca un varco, ancora Moccia che prova a farsi largo, Nicolai contrattacca, a segno col sinistro Moccia, che però viene ripreso Nicolai per una non corretta postura del capo. Ora atleti al centro del ring, dovremmo essere addirittura d'arrivo, qui va a segno col sinistro, sì, ci confermano dal tavolo che siamo addirittura d'arrivo per questa seconda ripresa, ma c'è il solito problema per Nicolai, suona il gong, seconda ripresa che va in archivio, mancava davvero un secondo da quando è stato interrotto l'incontro, terza ripresa tutta da vivere, la vivremo tra un minuto circa. Fuori i secondi, terza e ultima ripresa, all'angolo rosso Daniele Moccia, all'angolo blu Damiano Nicolai. Prova ad attaccare su Nicolai ma Moccia lo rimanda verso le corde, tenta il montante Nicolai che però va a vuoto. Un richiamo dell'arbitro. Adesso ancora Moccia che prova
ad andare all'attacco. Va a segno Moccia, Nicolai esce dalle corde, prova subito a reagire. Ora Moccia che si butta all'attacco. Nicolai prova a tenere a distanza Moccia, poi va all'attacco. Ora un richiamo arbitrale. Scarmaglie al centro del ring, siamo addirittura d'arrivo e bisogna fare qualcosa per indirizzare il verdetto da una parte come dall'altra. Adesso va a segno Nicolai, ma Moccia va subito al contrattacco, si scalda un po' il Palamurrazzo. Il gancio di Nicolai per provare a uscire, poi adesso tenta la combinazione l'atleta della Sette Ville. Moccia prova a chiudere l'avversario alle corde, suona il gong e finisce l'incontro. Verdetto che potrebbe essere incerto, lo attendiamo insieme a voi. Diamo l'ultimo del tempo ai punti vince il Repulsi del Recolo Vince Damiano Nicolai, abbiamo detto che era un verdetto molto incerto anche perché Daniele Moccia aveva cominciato molto bene questo incontro. Nicolai ha recuperato qualcosa, ci sembra un po' perplesso coach Fabrizio Cappai per questo verdetto che rappresenta il quarto successo del Lazio, ancora a bocca asciutta la Sardegna, solo un pari. Adesso tocca alle donne, Sara Roggio contro Vittoria Milani, tra pochi minuti saranno sul ring. Hai poco spazio in casa ma vuoi attrezzatura di livello che non comprometta la tua sicurezza? Il salvaspazio che proponiamo alla Steve Sport va al di là del generico richiudibile. Abbiamo soluzioni per ogni esigenza, dal cardio alle strutture come rack o per allenamento funzionale. Ricorda che però il salvaspazio per noi deve porre priorità alla sicurezza. Per questo evitiamo macchinari e soluzioni che vadano a compromettere la tua incolumità. C'è salvaspazio e salvaspazio.
con l'angolo di sole di sedia di Chiara Teorici che sembra questo Rosso Sara. Inizia l'incontro femminile, l'unico di questa reunion pugilistica dal Palamurrazzo Memorial Torre dei Tori alla quinta edizione. All'angolo rosso Sara Roggio della Aragon Sport Academy, all'angolo blu Vittoria Milani della Life Center. Subito ritmo interessante, qui prova a attaccare Milani, prova a passare sulla guardia di Roggio. Ancora Milani che chiude Roggio all'angolo, prova a uscire l'atleta di Porto Torres da una situazione un po' complicata. Tenta adesso un contrattacco Roggio. Siamo quasi addirittura d'arrivo per quanto riguarda la prima ripresa. E suona adesso il gong, le riprese sono da 2 minuti, sempre 3 ovviamente, la categoria 50 kg under 17. È il penultimo incontro giovanile, poi passeremo agli elite. A seguire abbiamo per la categoria under 17 52-54 kg Enrico Usai del team KI contro Simone Beldiman della Life Center. Chiuderà praticamente la prima metà degli incontri. Inizia la seconda ripresa. Milani studia la possibilità di un attacco, poi arrivano le schermaglie all'altezza dell'angolo blu. Milani prova a chiudere Roggio all'angolo, esce
l'atleta turritana. Ora Milani che prova l'azione, esce ancora Roggio che va però a chiudersi all'angolo opposto. Ancora Milani all'attacco, qui a vuoto Roggio che ha rischiato anche di dare le spalle alla sua avversaria. Poi ancora tentativo d'attacco di Milani. Si chiude all'angolo Roggio, Milani prova un nuovo attacco. Suona il gong, si chiude la seconda ripresa. Un po' attendista Sara Roggio, più decisa l'attacco Vittoria Milani. Fuori secondi e ultima ripresa che inizia in questo momento. Giochi di gambe veloci di Vittoria Milani. Roggio prova a uscire, poi prova a fondare col diretto destro. Ora Milani che insegue l'avversaria. Qui affonda col sinistro Roggio, Milani, ma viene ripresa. Milani si lotta furiosamente adesso, si sente anche un po' l'entusiasmo del Palasport che si è infiammato per questi ultimi scambi. Ancora Milani che chiude Roggio all'angolo, esce l'atleta in rosso. Ancora Milani che cerca l'affondo. Siamo addirittura d'arrivo. Ancora Milani all'attacco. Roggio prova a uscire dall'angolo, ci riesce, finisce qui l'incontro. Tra gli applausi del Palamurrazzo, una bella esibizione anche al femminile per questo quinto Memorial Torre dei Tori, mentre sono già a bordo ring gli ultimi due under per il settimo incontro. Siamo quasi a metà. Enrico Usai e Simone Beldiman, rispettivamente del Team KI e del Life Center, daranno vita a un incontro sulla lunghezza delle 3 riprese da 2 minuti, ma attendiamo adesso il verdetto
tra Vittoria Milani e Sara Roggio. Eccolo qui il verdetto. Incontro pari, stavolta le perplessità sono all'angolo blu, non è molto d'accordo Vittoria Milani, che ritiene di aver fatto qualcosa in più forse, però poi si accetta tutto con serenità e con sportività. Incontro pari, il secondo pari di giornata, al momento 4 vittorie Lazio, 0 Sardegna. E adesso settimo incontro, Enrico Usai, Team Capai, Simone Beldiman, Life Center, Under 17, categoria 52-54, 3 riprese da 2 minuti. Ancora ultimi preparativi e poi settimo incontro, siamo arrivati a metà di questa serata pugilistica, quasi a metà, perché poi con gli incontri elite andremo a salire anche nella durata, saranno tutti incontri sulla lunghezza delle 3 riprese da 3 minuti. Il primo sarà quello tra Michele Ara della Aurora Calangianus e Lorenzo De Santis della Abyss Boxing Team, compagine di Ladispoli, cittadina del litorale romano, tra Roma e Civitavecchia per intenderci. E attendiamo ora l'inizio di questo incontro numero 7. Suona il gong, Usai in rosso, Beldiman in blu. Subito il tentativo d'attacco di Beldiman, ma Usai non ci sta e lo restituisce al mittente. Usai lancia Beldiman verso le corde, si può riprendere. Intanto arbitri agli angoli,
scusate, l'arbitro manda gli atleti agli angoli e è stato invitato il commissario a intervenire. Qualcosa da dire ai tecnici all'angolo blu. Ancora la combinazione di Beldiman che va a vuoto, allora studia un attacco Usai, finisce addosso all'avversario. Un richiamo dell'arbitro e si può ripartire. L'attacco di Usai, ma c'è il conteggio su Beldiman. Suona il gong che chiude la prima ripresa. Con questo attacco di Usai che ha messo un po' in difficoltà il suo avversario. Inizia la seconda ripresa. Subito Usai che prova a muoversi velocemente e a sferrare un attacco, ma Beldiman esce dalla zona delle corde. Combinazione di Beldiman che va a segno col destro. Risponde Usai a sua volta, prima con un tentativo col destro, poi con un mancino che va a segno. Ancora gli scambi, si tengono però ancora un po' a distanza i due pugili. Adesso prova ad accorciare Beldiman. Usai deve uscire dall'angolo, lo fa. Tanto qui l'arbitro ha dovuto riprendere ancora una volta il coach della Life Center, che aveva un po' protestato per un provvedimento. Suona il gong e chiude la seconda ripresa. E nel frattempo un momento di chiarimenti in corso, non sappiamo se a buon fine perché i toni ci sono sembrati ancora un po' concitati tra l'arbitro e il coach all'angolo blu.
Inizia la terza e ultima ripresa. E qui subito un montante di Usai con il sinistro. Reagisce subito Simone Beldiman. A vuoto il suo destro. E ora schermaglia a centro ring, riprese però dall'arbitro per una non corretta postura del braccio da parte di Usai. Ancora Beldiman che prova ad affondare col sinistro. Ed è ancora l'atleta laziale che qui esplode 2 volte il destro. Prova a sfruttare il buon momento Simone Beldiman. Prova a reagire Usai. Beldiman lo porta sulle corde, Usai cerca di uscire, suona il gong. Arriva il gong che chiude questo incontro numero 7. Attendiamo il verdetto. Pronti per i verdetti, medaglie in tasca per l'arbitro, verranno consegnate dopo l'annuncio. Enrico Usai porta a casa il primo successo per la Sardegna. Può gioire soprattutto il team Capai di coach Fabrizio Capai per questa vittoria, la prima per gli atleti sardi in questo quinto Memorial Torre dei Tori. Era il settimo incontro, era l'ultimo under, adesso si passa alle categorie elite 60 kg. Ci sarà però prima una pausa, quindi noi diamo la linea alla regia e poi torneremo per l'ottavo incontro tra Michele Ara e Lorenzo De Santis.
Stringere tra le mani la storia. Una storia lunga 3 generazioni, fatta di passione e di creatività, dove l'innovazione e la ricerca si fondono con la tradizione artigianale italiana alla ricerca della perfezione. Sempre. Questo è lo spirito della famiglia Leone, che dal 1947 sceglie materiali di eccellenza per dar vita a prodotti di qualità superiore. I migliori pellami e il design dall'anima tutta italiana raccontano l'amore per il pugilato che batte nei nostri cuori round dopo round da oltre 75 anni. E forse è proprio questo che ci ha resi un'icona negli sport da combattimento. Questa è l'anima che con passione abbiamo messo nella nostra nuova linea Leone Sport. Nella cura dei dettagli che plasmano un prodotto unico, prezioso e personale. Un prodotto dall'atmosfera vintage che mantiene gli standard più alti di sicurezza e comfort. Le cose belle sono fatte a mano e per questo sono uniche, come l'atleta o l'amatore che le indossa. Dalle nostre mani alle vostre. Leone Sport, manifattura italiana dal 1947. Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori. È davvero un postaccio misero e sporco. E per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò andando avanti, non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incastri, e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. E se credi di essere forte, lo devi dimostrare che sei forte, perché un uomo vince solo se sa resistere. Non se ne va in giro a puntare il dito contro chi non c'entra, accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglia. I vigliacchi fanno così e tu non lo sei! Non lo sei affatto! Esiste un momento in cui tutto sta per succedere. Pochi istanti prima di trasformare i sogni in realtà. È un momento che nasce da lontano, dall'amore per lo sport e il desiderio di vestirlo, diventato col tempo una fantastica storia da raccontare, fatta di tradizione, impegno, qualità e una famiglia sempre più grande. La storia di uomini e donne alla continua ricerca della perfezione. Produttori che dal 1988 selezionano e creano ogni giorno nelle nostre sedi di proprietà capi personalizzati per sostenere al meglio la vostra passione, nel rispetto di tutti quei valori che rendono ogni sport la nostra casa. Per questo continuiamo a credere nella ricerca e nell'uso di materiali responsabili per vincere insieme la sfida più importante, quella per il nostro pianeta. Questa è la storia di produttori italiani diventati grandi nel mondo, che continuano a guardare al futuro attraverso le proprie origini. Una storia che dura ormai da più di 30 anni. Iniziata nel momento in cui tutto cambiò.
E torniamo sul ring del Palamurrazzo per la seconda parte di questo quinto Memorial Torre dei Tori, organizzato dalla Box Ozieri Torre dei Tori, arrivata alla quinta edizione, manifestazione ormai particolarmente longeva, appuntamento davvero importante per la box sarda, e siamo pronti con gli incontri elite. Michele Ara del gruppo pugilistico Aurora Calangianus contro Lorenzo De Santis della Abyss Boxing Team di Ladispoli, incontro che si disputerà sulla lunghezza delle 3 riprese da 3 minuti, categoria 60 kg. Si sale di livello qui al Palamurrazzo e al prossimo incontro saliranno inevitabilmente i decibel, perché andrà sul ring l'atleta di casa, il beniamino di casa Andrea Fai, e intanto seguiamo in rosso Ara, in blu De Santis, incontro che parte a sprombattuto e serve anche l'intervento dell'arbitro per limitare un po' la foga che porta poi a commettere qualche leggera infrazione. Attacca De Santis, Ara risponde, De Santis prova a lavorare ai fianchi l'avversario, cercano varchi nelle rispettive guardie, i due pugili non si risparmiano fin dalle prime battute di questi 9 minuti di incontro divisi in 3 riprese. Prima della pausa la prima vittoria degli atleti sardi con Enrico Usai, che ha avuto la meglio su Simone Baldiman. In precedenza il Lazio ha riportato 4 vittorie con Samuel Rondina, Valerio Genovese, Damiano Aureli e Damiano Nicolai rispettivamente su Francesco Dettori, Angelo Chirigoni, Ciro Borra e Daniele Moccia. Sono terminati in parità gli incontri tra Ismaele Pintadu, Roberto e Romeo Spaziani, e l'incontro femminile tra Sara Roggio e Vittoria Milani. Questo è il resoconto dei primi 7 di 14 incontri che oggi andremo a vivere grazie all'impegno di Gianmario Dettori e della Box Ozieri Torre Dettori, da anni protagonista nella valorizzazione della nobile arte qui a Ozieri ma anche nel circondario. 2 mesi fa la Torre Dettori ha portato la grande box anche nella vicina Pattada, un segnale di vicinanza verso il territorio, portare la box anche nei paesi limitrofi per trovare nuovi appassionati di un movimento che qui a Ozieri ma anche nel resto della Sardegna è davvero abbastanza florido e gode di buona salute. Tante le riunioni pugilistiche che vi raccontiamo durante l'anno sui nostri canali, che vanno a toccare bene o male quasi tutte le zone della Sardegna, non solo nei grandi centri urbani ma anche nei piccoli paesi. Nel frattempo finisce il primo round con le prime schermaglie tra Michele Ara, portacolori dell'Aurora Calangianus, a proposito di piccoli centri in cui la box comunque prolifera e cresce. Calangianus considerata antica capitale del sughero, centro della Gallura, a pochi chilometri da Tempio Pausania,
di grandi tradizioni sportive, in particolare tradizioni calcistiche, con la squadra locale che è una delle più antiche della Sardegna, avendo i suoi natali nel lontano 1905. Ma torniamo sulla box adesso perché è iniziata la seconda ripresa, con Ara che prova ad affondare il colpo, reagisce De Santis, Ara prova a farlo girare un po' a largo, ma De Santis si rifà sotto e allora Ara prova a attaccare prima col diretto sinistro e poi col destro, si riavvicina a De Santis, giochi di gambe, anche con il busto prova a muoversi veloce De Santis, che poi cerca la combinazione, la reazione di Ara, serve l'intervento dell'arbitro. Qui va a segno col sinistro De Santis. Prova il contrattacco Ara. Ancora De Santis all'attacco. Ara prova a farsi largo con il mancino. Ancora Ara che prova a costringere De Santis alle corde. Qualche colpo è andato a segno. Qui un colpo alla nuca, richiamo dell'arbitro per De Santis, siamo addirittura d'arrivo anche per la seconda ripresa e adesso provano a sferrare gli ultimi attacchi i due pugili. Ci ha provato soprattutto Michele Ara in questi ultimi secondi e adesso atleti a rapporto nei rispettivi angoli per studiare un po' come affrontare la prossima ripresa. A seguire, come detto, saliamo un po' di peso, categoria 65 kg. Andrea Fae e Adriano Iacomi. Il primo è portacolori della società di casa, il secondo della Sette Ville, che oggi ha portato in Sardegna ben 5 pugili. Terza e ultima ripresa, fuori secondi e parte subito De Santis che va a chiudere Ara all'angolo, ma Ara esce e tenta il contrattacco. A vuoto De Santis, a vuoto anche Ara.
Stavolta va il sinistro di De Santis. Ara prova a chiudere l'avversario all'angolo. Qualche problema qui per De Santis, attenzione. Problema al torace. O forse al basso ventre, forse è questo il problema, ma sembra in grado di riprendere Lorenzo De Santis. E stavolta l'attacco di Ara va a segno. Prova subito a reagire De Santis e ora le guardie sono inesistenti, i colpi vanno maggiormente a segno. Incontro che si è infiammato in pochi secondi e sta vivendo davvero un bel finale. Qui va alle corde De Santis, ma poi riesce a uscire. Attacchi reciproci adesso. Ara al centro del ring, De Santis che si avvicina e prova a sferrare uno degli ultimi attacchi. Sta per finire l'incontro, Ara prova un ultimo attacco e finisce qui. Si abbracciano Michele Ara e Lorenzo De Santis, che hanno dato vita a un incontro davvero combattuto, entrambi molto soddisfatti. Vediamo dove penderà il verdetto, se penderà da una parte, potrebbe esserci anche un pari. L'arbitro va a recuperare tutti i verdetti da bordo ring. E adesso la musica viene da qui, dal Palamurrazzo. Un po' di intermezzi musicali prima del verdetto che arriva in questo momento. Incontro pari, lo avevamo un po' preannunciato, ci eravamo un po' sbilanciati sulla possibilità che potesse essere un incontro pari, un verdetto accettato tranquillamente da tutti. Almeno questa è la nostra impressione da qua sopra. Dicevamo, ora gli intermezzi musicali sono del Palamurrazzo. In apertura di serata li sentivamo da fuori, dallo stadio Angelo Masala, che si trova alla nostra destra, dove era in programma una partita di calcio con relativi festeggiamenti finali. E adesso è il momento per qualche saluto istituzionale. È la volta del vicepresidente del comitato pugilistico regionale Fabio Albieri.
e sentiremo dalla sua viva voce le sue parole. Noi per un attimo ci fermiamo e ascoltiamo insomma il suo intervento. Dopo i saluti istituzionali possiamo riprendere e c'è aria di festa al Palasport perché sta per arrivare quell'annuncio lì, quello che richiamerà un po' di entusiasmo, immaginiamo, ed ecco qua. Andrea Fae del box Ozieri Torre dei Tori. Adriano Iacomi. Siamo pronti per iniziare, insomma, in questo tipo di manifestazione non sono previsti incontri clou, ma diciamo che questo per chi oggi ha raggiunto le gradinate del Palamurrazzu un po' lo è, perché Andrea Fae è un po' l'atleta di punta della società di casa e chiaramente seguito con grande trepidazione e con grande entusiasmo dal pubblico
del Palasport di via San Leonardo qui a Ozieri. Va a farsi largo Iacomi, ma Fae reagisce subito. Va a affondare ancora col destro Iacomi. Fae esce e va verso le corde. Deve provare a uscire. Qualche problema qui per il pugile in blu. Intanto Palasport che diventa una bolgia con Fae che prova a portare l'attacco, sospinto un po' dal pubblico di casa. Ancora Fae all'attacco. Non sappiamo se per Iacomi sì, stava sanguinando nei pressi della tempia. Era corretta l'impressione che avevamo, sembrava un po' di aver visto un po' di sanguinamento, così è. Prontamente tamponato dal medico a bordo ring e adesso l'incontro può riprendere. Prova ad attaccare Fae, ma Iacomi esce bene. Adesso uno scambio a centro ring, 3-2. Adesso un po' di studio. Iacomi prova l'iniziativa. Prima ripresa fondamentalmente di studio. Si va all'angolo nell'entusiasmo del Palasport per un incontro destinato comunque a salire di tono. Inizia la seconda ripresa. Insomma, l'arbitro ha un po' fermato l'incontro perché il coach all'angolo blu non aveva ancora guadagnato l'uscita dalla zona bordo ring, diciamo. Prime schermaglie in questo secondo round. Prova a affondare col destro Fae.
Ancora Fae all'attacco, ma Iacomi riesce a schivare. Adesso a segno il colpo di Andrea Fae che scatena l'entusiasmo del Palamurrazzo. Ora il pugile ozierese viene richiamato dall'arbitro a tenere la testa più alta. Nuovo richiamo. Va col montante Iacomi, poi con il gancio destro, entrambi a vuoto. E qui va a segno col sinistro Fae, quasi col braccio di richiamo, data a vuoto col destro, poi il mancino è andato a segno. Iacomi prova a tenere il pugile ozierese a distanza, Fae prova a farsi largo con il gancio destro e suona il gong che chiude il secondo round. Due pugili che lavorano con tanta pazienza, usando soprattutto la testa, perché poi i combattimenti si giocano soprattutto con il fattore mentale, non tanti attacchi andati a segno, anche la preoccupazione di non prenderle in certi momenti dell'incontro. Una box molto ragionata quella di Andrea Fae e Adriano Iacomi in questo secondo round. Vediamo se il terzo verrà combattuto maggiormente a viso aperto, per cercare ovviamente di indirizzare il verdetto finale. Inizia l'ultima ripresa. Prova il gancio destro e va a vuoto Fae. La risposta col mancino del pugile della 7 Ville Nord. Ancora Fae che cerca un attacco, ma Iacomi rimane un po' a distanza. Adesso prova a avvicinarsi. A seguire rimarremo sulla categoria 65 kg con Lorenzo Mura della Sesa Boxing Group, che affronterà Elia De Lucia della Sparta Roma. Tanto si fa sentire il Palasport per questi ultimi minuti. Prova a fondare il colpo Fae, ma Iacomi riesce a schivare bene. Prova a lavorare ai fianchi adesso l'atleta del box Torre Dettori. Ultime possibilità di attacco per Andrea Fae
e Adriano Iacomi. Fae cerca lo spazio per affondare il colpo, ma è molto attento anche il suo avversario, che va a segno arretrando col destro. Qui incontro che sta per giungere al termine, a vuoto il gancio di Fae, Iacomi gira intorno e poi contrattacca nel finale, e incontro che finisce tra gli applausi del Palasport Giampiero Murrazzu di Ozieri. E siamo in attesa del verdetto, lo è in particolare il pubblico del Palasport. Raccoglie tutto l'arbitro e tra poco l'annuncio. Altro incontro pari è il quarto di giornata su 9 incontri, quasi il 50%. 4 pari, 4 vittorie Lazio, una per la Sardegna. Questo è il bilancio fino a questo momento. Abbiamo ancora 5 sfide tutte da vivere, a partire da quella tra Lorenzo Mura e Delia De Lucia, che sono già a bordo ring. Ed ecco gli atleti ai rispettivi angoli per il 10° incontro del Memorial Torre dei Tori. Per la Sesa Boxing Lorenzo Mura, per la Sparta Elia De Lucia. La categoria è Elite 65 kg, esattamente come l'incontro precedente e anche come l'incontro successivo. Poi andremo a salire di peso con gli ultimi 3 incontri. Suona il gong della prima ripresa. In rosso Mura, in blu De Lucia. Tenta la combinazione subito Lorenzo Mura. Mentre De Lucia studia un po' i movimenti dell'avversario e poi prova a partire con un mancino.
Prova l'attacco ora Mura, De Lucia a sua volta prova a difendersi con il sinistro, diretto sinistro di Mura. E qui la combinazione di Mura, prima col sinistro e poi col destro. Richiamo dell'arbitro dopo alcuni colpi dati anche a segno. Tenta il gancio destro De Lucia per 2 volte, va a vuoto, poi prova a chiudere l'avversario alle corde. Mura in qualche modo si libera passando dietro il suo avversario. Adesso Mura prova a salire un po' di tono. De Lucia capisce che deve essere una situazione complicata da gestire, è andato a sua volta ad attaccare l'avversario, adesso chiuso alle corde. E suona il gong che chiude una prima ripresa prevalentemente di studio. Fuori secondi inizia la seconda ripresa, in rosso Lorenzo Mura, in blu Elia De Lucia, in questo interregionale Sardegna-Lazio, valevole come quinta Memorial Torre dei Tori. Prova a attaccare adesso De Lucia, la combinazione invece di Mura. L'1-2 di Mura che va a vuoto, De Lucia prova a reagire chiudendo l'avversario alle corde, ma Mura cerca una combinazione per uscire. Prova a penetrare la guardia di De Lucia Mura, poi De Lucia spinge nuovamente il pugile turritano alle corde. De Lucia all'attacco. Adesso è Mura a essere un po' in difficoltà. L'arbitro riprende il pugile romano per un colpo alla nuca. Adesso Mura prova a affondare col sinistro.
Altro richiamo. Ora prova a far valere le leve un po' più lunghe. De Lucia però va e accorcia. Prova a attaccare De Lucia proprio sul gong, l'incontro si stava animando parecchio. Peccato che sia arrivato, ma doveva arrivare come quando scade il tempo. Una serie di scambi che prometteva bene, ma magari vedremo qualcosa di molto interessante nella terza ed ultima ripresa. A seguire avremo Cesare Nardi della Corner Gym Box di Oristano, la palestra diretta da coach Marcello Lui, che affronterà Karim Cartoncini dell'Abis Boxing Team di Ladispoli, un nome questo Abis Boxing Team che richiamerebbe anche delle origini sarde, non abbiamo certezze in tal senso, ma magari prende il nome di qualche emigrato dall'isola. Abis è un cognome diffuso soprattutto nella parte meridionale della Sardegna, non sappiamo se ci sia effettivamente un collegamento. Qui incassa un mancino De Lucia nel frattempo in apertura di terzo round. Ancora Mura che prova ad affondare il colpo. De Lucia prova a uscire con un gancio sinistro che va a vuoto, non va a vuoto invece Mura con il destro. De Lucia porta Mura all'angolo. Chiama il break l'arbitro, incontro che riprende. Si scalda l'atmosfera anche a bordo ring perché chiaramente gli allenatori alla terza ripresa vogliono vedere qualcosa in più, vogliono vedere più iniziativa, più coraggio per portare a casa l'incontro. Adesso De Lucia colpisce all'addome Mura, sopra la cintura, comunque non ci sono azioni irregolari. Adesso si inizia a vedere anche un po' di stanchezza. Prova ad attaccare col montante Mura e poi va a segno con il diretto mancino. Qui De Lucia prova ad andare a segno, riesce in più di un'occasione. Adesso Mura è un po' in difficoltà lì alle corde, dato un po' in sofferenza qui Lorenzo Mura sull'attacco di Elia De Lucia, che continua nella sua azione. Mura deve uscire dalle corde e ci riesce, però ha vissuto davvero qualche decina di secondi un po' complicata Lorenzo Mura, e sta per finire la terza ripresa. Qui va a vuoto De Lucia e suona il gong con il pugile della Sparta che nel finale è cresciuto tanto, però complessivamente l'incontro è stato abbastanza equilibrato. Non vogliamo battezzare
un nuovo verdetto di parità, perché magari stavolta i punti potrebbero premiare sensibilmente uno dei due. Attendiamo, abbiamo già vissuto ben 4 incontri pari su 9 finora disputati. Questo potrebbe essere il quinto su 10 e qui va dato anche merito all'organizzazione per aver messo su un cartellone di incontri comunque molto equilibrati fino a questo momento, anche se chiaramente negli incontri che hanno visto un vincitore, il Lazio, fino a questo momento gode di un buon vantaggio di 4 vittorie contro 1. E vediamo un po' cosa dice il verdetto di questo incontro numero 10. E no, c'è un vincitore, vince Lorenzo Mura. Aveva tentato nel finale il recupero De Lucia, ma vince il pugile del Sesa Boxing Group e porta il secondo successo alla Sardegna. E tra poco sarà la volta di Cesare Nardi e Karim Cartoncini, rispettivamente Corner Gym Box Oristano e Abyss Boxing Team Ladispoli.
E siamo pronti a ripartire. All'angolo rosso Cesare Nardi, corner gym box di Oristano. All'angolo il suo insegnante Marcello Lui. Dall'altra parte Karim Cartoncini della Abyss Boxing Team. La categoria è 65 kg Elite e l'incontro si disputerà come tutti quelli Elite sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti. A seguire negli ultimi 3 incontri saliremo di peso, in particolare con quello successivo che vedrà di fronte Salvatore Marginesu e Alessio Parisi, rispettivamente della Gymnasium Sassari e della Parisi Box, categoria 90 kg. Ma seguiamo Nardi e Cartoncini, con Nardi che prova subito l'attacco. Si difende Cartoncini che rimbalza un po' all'angolo e un po' alle corde, non riesce a uscire l'atleta del team di Ladispoli, lo fa adesso. E adesso prova l'azione Cartoncini, Nardi esce subito dalle corde. Prova l'attacco Nardi, chiude ancora le corde l'avversario. Ancora Nardi che prova a farsi largo con il sinistro. Gran bell'avvio dell'atleta della Corner Gym, messo un po' in difficoltà il suo avversario. Cartoncini prova a uscire. Serve l'intervento del medico per Cartoncini, forse qualche problema nei pressi dell'arcata sopraccigliare. Ancora Nardi che prova a impensierire l'avversario, Cartoncini prova a far valere le leve più lunghe per tenere un po' a distanza l'avversario. Adesso prova il contrattacco Cartoncini. Ancora Nardi, prova sempre a buttare verso le corde il suo avversario. Cartoncini gli gira intorno. Ora Nardi che attacca col sinistro. Qui ancora un attacco col sinistro e adesso riusciamo a vedere il sanguinamento di Cartoncini sopra il sopracciglio e forse servirà di nuovo l'intervento del medico, magari non nell'immediato, ma probabilmente bisognerà nuovamente tamponare, ma vedremo con il proseguo dell'incontro. Intanto si è chiusa la prima ripresa.
Fuori secondi. Fuori secondi e via alla seconda ripresa. Più guardingo adesso Nardi, almeno in apertura, poi va di nuovo all'attacco e qui tutta una serie di scambi che vanno in porto. Nardi si fa largo col sinistro, poi prova a affondare col destro. Cartoncini, gancio destro che va a vuoto. Allora Nardi va più verso l'addome adesso. Chiude all'angolo l'avversario, Cartoncini un po' in difficoltà nell'uscire. Prova a uscire col montante Cartoncini, lo schiva Nardi che poi va a segno col sinistro, ma va a segno anche Cartoncini. Ancora il sinistro di Nardi, poi il destro. Prima dentro col sinistro, poi a vuoto col destro Cartoncini, poi la reazione di Nardi che non fa scappare l'avversario, lo tiene tra le corde e l'angolo. In difficoltà Cartoncini che adesso però riesce a uscire. Attacchi che iniziano a risentire di un po' di stanchezza. Ora Nardi all'attacco, Cartoncini risponde, sostanzialmente provano un po' a spingersi, adesso alla meglio l'atleta di Ladispoli che chiude Nardi alle corde, un tema che abbiamo visto spesso a parti invertite in questo incontro. Tanto sta per suonare il gong. Finisce qui la seconda ripresa, tanta intensità, diversi colpi andati a segno, entrambi che provano a chiudere l'avversario alle corde. Lo ha fatto di più Nardi, ma sul finire del secondo round anche Cartoncini ha provato a dare pochi spazi al pugile oristanese e tra poco la terza e decisiva ripresa. Inizia la terza ripresa, prova a farsi avanti col sinistro Cartoncini, chiude alle corde Nardi che poi riesce a uscire. Sinistro di Nardi, ma
quando l'arbitro aveva chiamato il break. Adesso prova a attaccare con la consueta foga Cesare Nardi. Cartoncini a sua volta prova a chiuderlo verso l'angolo. Nardi chiuso all'angolo. Ora Nardi che prova l'attacco. Il richiamo dell'arbitro. Nardi che va a vuoto, Cartoncini prova a affondare col sinistro, lo fa anche Nardi, però quando l'arbitro aveva fermato l'incontro, infatti è arrivato il richiamo per Cesare Nardi. E adesso Nardi mette in difficoltà Cartoncini, a sinistro il sinistro che va a segno. Ultime schermaglie, poi arriverà il gong, qualche colpo che va a segno, qualcuno anche dopo il gong. Tanta foga, tanto agonismo tra Cesare Nardi e Karim Cartoncini. Attendiamo il verdetto. Abbiamo avuto l'impressione che Nardi abbia fatto qualcosa in più, ma attendiamo quello che hanno deciso i giudici a bordo ring. L'impressione corretta è Cesare Nardi che porta a casa questo incontro numero 11, atleta della Corner Gym Box Oristano, allenato da Marcello Lui. Per la Sardegna il terzo incontro, adesso si avvicina nel numero la compagine isolana, 3 successi contro 4 del Lazio e 4 incontri in parità, 3 ancora ne dobbiamo vivere, a partire dall'incontro 12 tra Salvatore Marginesu e Alessio Parisi, categoria Elite 90 kg. Integratori fanno davvero la differenza. Gli integratori possono essere un valido supporto, ma dovrebbero essere assunti solo se c'è un'effettiva carenza, oppure sotto la guida di un nutrizionista, capace di basarsi su evidenze scientifiche ed esperto della nutrizione. L'integrazione deve essere prima di tutto consapevole. Qui alla Steve Sport possiamo aiutarti in linea con il professionista che ti sta seguendo a scegliere la giusta integrazione. Puoi trovare infatti integratori di alta qualità atti a supportare il tuo benessere fisico e anche ad aiutarti a crescere la tua performance, sia che tu sia uno sportivo o che desideri semplicemente mantenere uno stile di vita sano. Vieni a trovarci da lunedì al sabato in via Mercale 2 a Cagliari.
Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori, è davvero un postaccio misero e sporco, e per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò andando avanti, non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incastri, e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. E se credi di essere forte, lo devi dimostrare che sei forte, perché un uomo vince solo se sa resistere. Non se ne va in giro a puntare il dito contro chi non c'entra, accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglia. I vigliacchi fanno così e tu non lo sei! Non lo sei affatto! E rientriamo, e adesso i pesi sono massimi perché siamo sui 90 kg e più. Salvatore Marginesu della Gymnasium Box di Sassari contro Alessio Parisi della AS Parisi Box di Latina. Incontro numero 12 dei 14 di questo Memorial Dettori, 11 ve li abbiamo già raccontati, adesso andiamo sugli ultimi 3. E siamo davvero pronti per iniziare. Marginesu in rosso, Parisi in blu. Lo va a fondare Parisi, non ci riesce. Marginesu lo riaffronta a centro ring. Schiva gli attacchi di Parisi e poi va a chiuderlo all'angolo. Marginesu. E subito difficoltà Parisi che si prende un gancio destro. Marginesu non molla la presa. Sembra abbastanza tonico fisicamente Salvatore Marginesu, che parte a grande velocità ma anche con raziocinio, perché Parisi cerca di ribattere colpo su colpo. Ancora Marginesu, si abbracciano. Attacca ancora Marginesu, ancora col destro. Parisi di nuovo in difficoltà, chiuso all'angolo, cerca di uscire dalle corde, chiudendo a sua volta il suo avversario. Ancora l'attacco di Marginesu, sussulta il Palamurrazzu per questo attacco andato a segno di Salvatore Marginesu. Provata adesso attaccare anche col montante, atleta sassarese. Attacca Marginesu che prova a farsi largo prima col sinistro e poi da affondare poi col destro. Stavolta però Parisi si è difeso bene. Ancora Parisi che, scusate, Marginesu che sta provando a condurre questo incontro. Parisi per ora si limita un po' a limitare i danni, talvolta riuscendoci, talvolta no. Suona il gong che manda in archivio la
prima ripresa. Fuori secondi, inizia la seconda ripresa di questo incontro numero 12. Salvatore Marginesu in rosso, Gymnasium Box Sassari, Alessio Parisi della AS Parisi Box di Latina in blu. Ancora attacco di Marginesu. Parisi prova a uscire da una brutta situazione costringendo alle corde l'avversario. Ora Marginesu che prova l'attacco. Prova a colpire al fegato Marginesu, un altro colpo alla nuca. Marginesu ammette l'errore, chiede scusa. È il secondo in pochi secondi. Dovesse attaccare Parisi col sinistro, Marginesu lo rimanda dietro. Ora Marginesu lavora basso, lavora verso l'addome dell'avversario. Parisi reagisce, il montante di Marginesu che adesso lo finta col destro, poi non affonda, va col sinistro. Cerca spesso la soluzione dal basso verso l'alto Salvatore Marginesu. Adesso prova ad avvicinarsi col sinistro. Parisi si difende. Siamo quasi in chiusura di secondo round e Parisi prova ad affondare un colpo. Si danno un'occhiataccia prima della fine della seconda ripresa per un terzo round che promette scintille. Inizia il terzo round con qualche raccomandazione dell'arbitro.
Ed eccoli già a centro ring, Salvatore Marginesu e Alessio Parisi. Marginesu prova ad affondare, si muove con grande agilità a dispetto della mole, parliamo di atleti sopra i 90 kg. L'attacco di Marginesu e il contrattacco di Parisi sono andati a segno entrambi, praticamente in contemporanea. Qui Parisi costringe alle corde Marginesu, che ha qualche difficoltà a uscire. Parisi cerca l'addome di Marginesu. Col sinistro Marginesu. Adesso forse un po' di stanchezza, ma l'incontro è un po' sceso di tono rispetto alle prime riprese, c'è anche un po' di studio da effettuare. Vediamo se l'agonismo sale di nuovo in queste ultime battute, e forse sì. L'incontro sta per finire. E finisce. Più all'attacco Marginesu, più attendista Parisi, che col passare dei minuti sembrava aver preso un po' le misure, però il verdetto dovrebbe, usiamo sempre il condizionale perché puntualmente veniamo smentiti dai giudici, comunque anni non spesso, ma comunque capita. Il verdetto dovrebbe arridere a Salvatore Marginesu della Gymnasium Box Sassari. Sarebbe il quarto successo sardo, e a questo punto, in caso di vittoria di Marginesu, saremo in perfetta parità: 4 vittorie per la Sardegna, 4 per il Lazio. Anzi, scusate, sì, 4 vittorie per parte dovrebbero essere. Vince Salvatore Marginesu, impressione corretta, d'altronde aveva condotto il match soprattutto nelle prime 2 riprese. E sì, abbiamo fatto un po' di ordine, sono 4 vittorie per parte per Sardegna e Lazio e 4 pareggi, con 2 incontri ancora da disputare. Con il prossimo scenderemo ancora un po' di peso, torniamo sui 70 kg. Pietro Sanna, Nord-Ovest Academy, contro Emanuele Piemontese della Sparta.
Per concludere saliremo di nuovo, torneremo sugli 85 kg con Pietro Cattaneo del Boxing Team Maludrottu di Olbia, che affronterà Diego Parisi della Parisi Box di Latina. Questi gli incontri che andranno a chiudere questa bella serata di pugilato, questo quinto memorial di una delle manifestazioni più longeve, almeno tra quelle attualmente organizzate in Sardegna, per merito del grande impegno della Box Ozieri Torre dei Tori, che ogni anno spende energie per ricordare il pioniere della box ozierese con il grande evento primaverile del Palamurrazzu, evento organizzato grazie al supporto dell'amministrazione comunale di Ozieri, del comitato regionale della Federazione Italiana Pugilato, della Fondazione di Sardegna e di tanti sport privati che avete potuto vedere sullo sfondo del ring grazie alle immagini di Chico Piu per Directa Sport Live TV. Ormai anche noi siamo storici partner di questa manifestazione che ormai seguiamo fin dai suoi albori. Nel frattempo sono saliti sul ring i protagonisti del penultimo incontro, li avevamo già annunciati: Pietro Sanna all'angolo rosso, Nord-Ovest Academy, e Emanuele Piemontese della Sparta, e sta per suonare il gong della prima ripresa. È suonato in questo momento. Il primo attacco è di Piemontese, che prova a lavorare col sinistro, lo manda fuori giri Sanna. Ancora Piemontese all'attacco, ma Sanna non ci sta e prova a lavorare con il gancio destro. Prova a farsi largo ancora Piemontese. Qualche colpo che va a segno prima del richiamo dell'arbitro. Va a affondare col sinistro Sanna, prova adesso ad avvicinarsi il Piemontese, altro richiamo. Piemontese chiude Sanna all'angolo, soffre un po' adesso il pugile della Nord-Ovest, che fa fatica a uscire. A voto Piemontese, Sanna prova ad approfittare della guardia scoperta. Lo va a affondare Piemontese, ma c'è la combinazione di Sanna, adesso qualche colpo va a segno. Sinistro di Sanna, poi il destro, sta crescendo la distanza il pugile della Nord-Ovest, che ha avuto qualche momento un po' complicato. Qui lo scambio dopo il gong.
giusto per tenere alta l'asticella dell'agonismo. Atleti a rapporto, tra un minuto si riprende. Inizia la ripresa con Piemontese che prova subito a sferrare l'attacco e attenzione perché qua i colpi volano, ne mette a segno 2 Sanna, prima col sinistro e poi col destro. Come si dice in altri sport, sono saltati gli schemi, ma è saltato anche un paradenti perché Piemontese lo ha perso, bisogna cambiarlo. E ancora un colpo che va a segno. E l'incontro sta salendo di tono. Sanna prova ad affondare con il destro. Piemontese risponde andando a chiuderlo verso l'angolo. A vuoto la combinazione. Sanna prova un po' a ribaltare la situazione, ma arriva l'intervento dell'arbitro. Attacca col sinistro Piemontese, Sanna lo chiude all'angolo, esce Piemontese, lascia un po' la guardia scoperta e rischia qualcosa, poi Sanna va dentro col destro, va dentro di nuovo. Adesso prova a rifarsi Piemontese qui. Sanna contrattacca. A vuoto il gancio di Piemontese. Anche un altro tentativo col sinistro. Sanna prova a affondare col diretto sinistro. Poi va dentro col destro Sanna, poi col sinistro. Adesso Piemontese concede qualcosa in più nel tentativo di recuperare qualcosa e Sanna con esperienza sta approfittando. Qui c'è conteggio, sì, dopo un altro destro andato a segno da parte di Pietro Sanna c'è il conteggio e tra poco dovrebbe suonare il gong. Eccolo qua. Atleti agli angoli. È una ripresa che sicuramente ha visto il marchio di Pietro Sanna, che ha indirizzato almeno per il momento il verdetto dalla sua parte, ma non è finita qui. E intanto vediamo in zona di riscaldamento già i due pugili che chiuderanno questa serata, che effettuano le ultime operazioni di riscaldamento prima
di dar vita all'ultimo incontro sono Pietro Cattaneo e Diego Parisi, ma intanto terza e ultima ripresa, si apre con il montante di Sanna. Piemontese prova ad avvicinarsi, prova a chiudere alle corde l'avversario piemontese, va a segno 2 volte, un sinistro terrificante di Piemontese, sa che deve reagire e lo sta facendo nel migliore dei modi in apertura di terza ripresa per cercare un po' di riequilibrare l'incontro. Va giù qui Sanna, inciampa il pugile della Nord-Ovest. Piemontese cerca un altro attacco col destro e allora Sanna capisce che è arrivato il momento di reagire per invertire un po' la rotta di questa terza ripresa, perché il pugile della Sparta vuole recuperare terreno. Ancora Piemontese all'attacco, a segno Sanna col destro. C'è il conteggio per Piemontese. Piemontese prova a chiudere Sanna all'angolo, esce Sanna. E adesso l'attacco finale di Sanna. Piemontese in netta difficoltà sulla combinazione del pugile della Nord-Ovest Academy, che è passato il momento difficile. C'è un altro conteggio intanto. E finisce qui. Vince Pietro Sanna e alla fine non ce l'ha fatta Piemontese a recuperare. Aveva iniziato bene questa terza ripresa, ma poi è caduto sotto i colpi di Pietro Sanna, che vince l'incontro e porta avanti la Sardegna in questo interregionale. Quinto Memorial Torre dei Tori. Pugili sardi che sono andati decisamente meglio negli incontri senior, negli incontri elite, negli incontri giovanili hanno avuto la meglio i laziali, hanno decisamente prevalso. Si è rifatta con gli interessi negli incontri elite la squadra sarda. Vince Pietro Sanna, premiazione per tutti, e tra poco ultimo incontro qui dal Palamurrazzo di Ozieri. Esiste un momento in cui tutto sta per succedere. Pochi istanti prima di trasformare i sogni in realtà. È un momento che nasce da lontano
dall'amore per lo sport e il desiderio di vestirlo, diventato col tempo una fantastica storia da raccontare, fatta di tradizione, impegno, qualità e una famiglia sempre più grande. La storia di uomini e donne alla continua ricerca della perfezione. Produttori che dal 1988 selezionano e creano ogni giorno nelle nostre sedi di proprietà capi personalizzati per sostenere al meglio la vostra passione. Tempo di annunci per Pietro Cattaneo e Diego Parisi che daranno vita all'ultimo incontro di giornata. Siamo nella categoria Elite 85 kg. Pietro Cattaneo rappresenterà la Boxing Team Maludrotu di Olbia, Diego Parisi la Parisi Box di Latina. E insomma, a Diego Parisi il compito di cercare di portare a casa un incontro della categoria Elite per la rappresentativa laziale, che ha vinto solo gli incontri under. Incontri Elite segnano 2 pareggi e 4 vittorie della rappresentativa sarda. Dato viene ricordato all'angolo rosso Simone Maludrotu, che segue oggi il suo pugile Pietro Cattaneo. Inizia la prima ripresa con Cattaneo in rosso, Parisi in blu. Cattaneo che prova subito l'attacco, Parisi esce dalle corde. Ancora Cattaneo che prova col diretto destro, Parisi lo tiene a distanza. La combinazione di Parisi, ma Cattaneo attacca come una furia e adesso va a segno col sinistro. Ancora Cattaneo che chiude le corde Parisi. Nuovo Cattaneo all'attacco, ma Parisi prova a tenerlo a distanza, lo prova a affondare col destro Parisi. Ancora Cattaneo all'attacco, Parisi costretta alle corde, bravo comunque a schivare le combinazioni dell'atleta olbiese. Ora Parisi che gira intorno a Cattaneo, poi prova a sferrare il sinistro, esce dalle corde Parisi, che poi attacca, poi contrattacco di Cattaneo, Parisi esce.
Ancora l'attacco di Cattaneo, attenzione, qui serve l'intervento dell'arbitro, conteggio per Parisi. Un po' perplesso il pugile di Latina. E adesso nuovo scambio. E suona il gong, chiude il primo round. Qualche polemica finale prontamente rientrata comunque per un incontro che andrà a chiudere questa manifestazione targata Box Ozieri Torre dei Tori. In settimana le interviste ai protagonisti, in particolare all'organizzazione, si farà un po' un bilancio su quella che adesso è diventato un appuntamento fisso della nobile arte sarda, uno degli appuntamenti più longevi, almeno tra quelli contemporanei. Siamo ben lieti come Directa Sport Live TV di essere da anni partner di questa manifestazione. Sui nostri canali avete potuto seguire questa diretta, potete seguire anche gli approfondimenti. Directa Sport, anche grazie alla collaborazione di Steve Sport, sempre vicino al mondo della box sarda, con tanti avvenimenti seguiti durante l'anno in tutti gli angoli della nostra isola, a raccontare un movimento tutt'altro che di nicchia, un movimento che ha la sua rappresentanza praticamente in tutti i territori. Abbiamo raccontato la box nel Cagliaritano, nel Sulcis, a breve saremo anche nell'Oristanese, siamo stati anche in Ogliastra, nel Sassarese, tra Sassari, Porto Torres e Alghero. Il movimento è davvero importante, spesso vengono organizzati memorial che ricordano grandi figure del pugilato sardo. Pensiamo su tutti, proprio a titolo esemplificativo, a Nando Azzori, olimpionico a Tokyo nel 64, originario di Ales. Ma il pugilato in Sardegna ha sempre avuto grandi rappresentanti, qualcuno lo abbiamo visto anche oggi a bordo ring, accompagnando i ragazzi delle proprie accademie, da Simone Maludrottu, Fabrizio Cappai e soprattutto Tore Erittu. Lo abbiamo visto anche oggi nell'incontro di apertura accompagnare un suo under 15. Nel frattempo è iniziata la seconda ripresa, più o meno sullo stesso canovaccio della prima, con Cattaneo maggiormente propenso ad attaccare e Parisi che risponde. Attenzione qui, il sinistro di Cattaneo porta un altro conteggio su Parisi e ancora Cattaneo, la sua furia che si abbatte su Parisi, che prova adesso a reagire. Ancora Cattaneo che va all'attacco col sinistro, va a vuoto, Parisi prova a contrattaccare, finisce il secondo round, atleti agli angoli a ricevere indicazioni su come affrontare la terza decisiva ripresa. Questi sono gli ultimi 3 minuti di questo Memorial Dettori.
Attenzione perché non si dovrebbe disputare la terza ripresa, forse. Sì, hanno tolto i guantoni e l'incontro si chiuderà alla seconda. Forse Parisi non riesce a continuare, insomma è andato 2 volte a conteggio il pugile della Parisi Box di Latina. Dovrebbe esserci dunque la vittoria di Pietro Cattaneo e nel complessivo la Sardegna porta a casa 6 successi contro i 4 del Lazio. Lazio che si è fatta preferire negli incontri giovanili, mentre la Sardegna ha quasi dominato gli incontri elite. Ben 4 pareggi, a dimostrazione che chi ha realizzato questo cartellone lo ha fatto davvero bene, mettendo su degli incontri davvero equilibrati, davvero belli da vedere. E con l'ultimo verdetto va in archivio il 5° Memorial Torre dei Tori, organizzato dalla Box Ozieri Torre dei Tori. Anche quest'anno Ozieri e la Torre dei Tori hanno onorato la box. 5ª edizione in archivio, con l'augurio di vederne tante altre. Il verdetto che annuncia la vittoria di Pietro Cattaneo chiude questa nostra diretta targata Directa Sport Live TV, ormai storico media partner di questa bellissima manifestazione. Mi preme ringraziare Chicco Piu per la preziosa collaborazione alle immagini della regia, ma devo ringraziare ovviamente tutti voi che ci avete seguito, ma anche il pubblico che ha seguito qui live dal Palamurrazzo, contribuendo alla riuscita della manifestazione con il suo grande entusiasmo. Andiamo in chiusura di diretta ricordandovi gli appuntamenti all'inizio della prossima settimana con le interviste ai protagonisti. Da Ozieri è tutto, buon proseguimento di serata con Directa Sport Live TV.